Sì, la Serenissima ha avuto per secoli il problema ma anche il privilegio di ospitare varie comunità di stranieri e ha gestito questo problema con una considerevole apertura e con una considerevole elasticità ed intelligenza. Quindi una città aperta sotto molti punti di vista. Mi ricordo un tedesco del XIV secolo che immigrato da molti anni a Venezia, che utilizzava alternativamente l'identità e la nazionalità tedesca oppure quella veneziana a seconda che gli convenisse in rapporto alla sua esperienza con la città. Quindi molto spesso le identità sono mobili, anche opportunistiche. Come siamo immigrati si parla anche della Repubblica di Serenissimo, è una cosa che riguarda anche noi perché facciamo parte del Veneto, di questa città, di questo paese. Venezia è stato, la Repubblica di Venezia è stato, e lì è nato quasi la diplomazia mondiale, quindi è una bellissima cosa e siamo convinti che con l'aiuto del mondo della cultura e dell'intellettuale le cose si possono migliorare di più. La nostra civiltà veneta è fatta di contatti e di scambi e di conoscere la sua identità. E quando uno non sa chi è, si prostituisce al primo che capita, anche da Torino o da Milan magari. E la cosa interessante è che questa sera vi sia appunto questa mescolanza di vecchi e nuovi cittadini, vicentini, veneti. Se noi abbiamo oggi 5 milioni di immigrati e continueremo ad avere un afflusso nel futuro, bene, bisogna che questi milioni di immigrati non siano una sottocategoria della nostra cittadinanza, ma siano parte intera del Paese, si abbiano pari diritti, abbiano un accesso alla residenza di lungo periodo, abbiano accesso ai diritti politici e alla fin fine, per quelli che compiono un certo tipo di percorso, abbiano anche accesso facile alla cittadinanza. Certo che una cosa di certo non fa male, ragionare di questi argomenti, discuterne in maniera pacata e intelligente e anche considerare l'esempio della storia che non fa mai male.